terra di meraviglie, cultura e grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme idee e persone, ogni mercoledì e giovedì sera dalle 21 su Serenissima TV. Amici telespettatori e amiche telespettatrici, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme idee e persone. Come sapete, il nostro talk show con l'appuntamento settimanale del mercoledì è sempre puntuale. Oggi è il 21 aprile, si dice che è la data di nascita della città di Roma, quindi visto che vogliamo collegarlo a un evento da Almanacco, sono le 21.00 e trasmettiamo qui in diretta dagli studi di Canale Italia a Rubano, in provincia di Padova, per chi non piace la geografia. Non solo digitale terrestre, canale 15, ma anche e specialmente Facebook. Ecco qua, lanciamo il nostro tutorial. Possiamo sicuramente collegarci da Facebook. Una volta mi piaceva dire se siete in giro o siete al ristorante a fare la pizza, eccetera, ma adesso, ahimè, non posso neanche permettermi di fare queste osservazioni, ma comunque, ecco, guardate qui, tutto quello che succede qui in tempo reale viene automaticamente trasmesso in diretta a Facebook. Siamo anche su YouTube, quindi anche la possibilità per chi non ha Facebook può collegarsi al nostro canale dedicato YouTube. Gli argomenti, gli ospiti, gli argomenti sono tantissimi, veramente non saprei da dove cominciare. Possiamo parlare dell'attuazione del piano di resilienza, cioè il piano che dobbiamo presentare all'Europa. Draghi sta consultando le parti sociali, parleremo del piano vaccini, parleremo del coprifuoco, sì, no, alle 22 i ristoranti aperti soltanto quelli che hanno il plateatico la sera, però fuori ci sono 11 gradi oggi, non so come andrà a finire dalla prossima settimana. Sicuramente non parleremo di calcio e della Superlega. Vado subito a presentarvi gli ospiti che abbiamo qui con noi. Abbiamo il piacere di avere Eleonora Garzia, che è portavoce del Circolo Cittadino e Social Media Manager di Fratelli d'Italia Vicenza. Buonasera. Buonasera, benvenuta. Poi abbiamo Giuseppe Pan, consigliere regionale del Veneto, capogruppo della Lega. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Buonasera. E poi abbiamo Edoardo Pittalis, opinionista, in questo caso mi darà una mano per fare qualche riflessione in più. Buonasera Edoardo. Ecco, invece in collegamento Skype dovremmo avere, eccolo qui, mi sembra di vederlo già online, buonasera l'assessore Giampaolo Bottaccin, che ricordiamo è l'assessore della Regione Veneto, ovviamente ambiente, clima, protezione civile e dissesto idrogeologico, e ovviamente il collegamento è da Belluno. Poi dopo le 21.30 buonasera assessore, poi dalle 21.30 avremo un collegamento ulteriore. Bene, non mi resta che, perché questa volta a regia me lo sono ricordato, c'è la sigla, quindi rimanete con noi, un piccolo stacchetto pubblicitario e cominciamo subito con le domande qui con gli ospiti. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Grazie. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni.
Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet. Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31 Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Eccoci qua, di nuovo in diretta. Gli argomenti sono tanti. Assessore Bottaccini, direi di cominciare subito con lei. Prima però mi faccia dire 049, cioè regia, lei mi sorprende, regista Giuri, grazie, Marchetto, sempre puntualissimi, ormai ci intendiamo a meraviglia. 049 63 11 11, il nostro numero magico. Se avete voglia, come sapete, non solo domande, anche riflessioni, avete un'idea, la volete dire, la volete condividere con noi, questo è il salotto giusto, il momento giusto di confronto fra le idee e le persone, quindi fatelo. Assessore Bottaccini, ci vuole spiegare, innanzitutto grazie per la disponibilità, lei è sempre impegnato e veramente la ringrazio per questa mezz'ora che possiamo avere assieme. Piano Nazionale di Resilienza, o più volgarmente detto PNRR. Ecco, ci vuole raccontare, spieghiamo un po' a casa, perché secondo me a casa nessuno sa cos'è questa cosa, magari la conosciamo con altri termini. Ecco, però spieghiamo magari se vuole 5 secondi, 10 secondi dedicati alla spiegazione di questa cosa, anche perché poi Draghi in questi giorni sta facendo il confronto con le parti sociali proprio per raccogliere gli input per questo piano. Ma intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Stiamo parlando di circa 200 miliardi di euro che l'Europa mette a disposizione dell'Italia, più o meno 200 miliardi, alcuni a fondo perduto, alcuni invece che dovranno essere restituiti e che hanno la finalità di far ripartire il Paese dopo quanto accaduto con il Covid. Ci sono varie linee di finanziamento, una parte importante, circa il 30%, sono destinati al mio ambito di competenza, quindi agli aspetti ambientali, quindi sicuramente sarà una partita importante. Su questo fronte la Regione del Veneto già a novembre dell'anno scorso aveva inviato a Roma al governo, c'era ancora il governo Conte 2, il suo piano. Stiamo parlando di oltre 150 progettualità e non solo abbiamo fatto questo, ma per quanto riguarda gli assessori all'ambiente delle 20 regioni d'Italia abbiamo trovato un accordo dove abbiamo condiviso una progettualità per circa 70 miliardi di euro e quindi
famoso circa un terzo dei 200 miliardi, che abbiamo condiviso, concordato, quindi tutte le regioni erano d'accordo e abbiamo inviato al governo Conte 2. Dopodiché è caduto il governo e quindi abbiamo ripresentato queste progettualità al nuovo governo. La settimana scorsa il ministro Cingolani, ma come lui anche gli altri ministri, hanno iniziato a incontrare le regioni. Io ho assistito appunto all'incontro con il ministro Cingolani, il ministro per la transizione ecologica, e ci ha spiegato un po' le linee di intervento su cui il governo intende muoversi. C'è stato un confronto, ci sarà un confronto anche tra lui e le singole regioni, questo ha annunciato, e quindi chiuderemo la partita entro breve. L'obiettivo è appunto quello di fare in modo che queste risorse facciano effetto moltiplicatore, cioè che generino la possibilità di creare posti di lavoro, di creare ricchezza. Ecco, sento ingegnere, in pratica per il Veneto invece che cosa, lei parlava di un 30%, ci vuole un po' spiegare quali sono le idee, perché ovviamente bisogna spiegare per dovere di cronaca che nulla è stato ancora definito, però ci vuole un po' accennare quali sono i progetti che lei ha portato avanti? Allora, ci sono vari progetti su vari fronti. Parto dalla qualità dell'aria, perché l'Italia è stata condannata dall'Europa a fine dell'anno scorso, del 2020, per la qualità dell'aria, in modo particolare per quanto riguarda la nostra regione, per la quantità di polveri sottili PM10, e quindi abbiamo condiviso insieme alle altre regioni più colpite, che sono quelle del bacino padano, quindi Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Abbiamo condiviso un progetto sovraregionale per il miglioramento della qualità dell'aria da 2 miliardi di euro. Poi per quanto riguarda gli aspetti relativi alla resilienza del territorio, abbiamo individuato tutta una serie di progettualità, di interventi di difesa del suolo, di miglioramento della gestione della risorsa idrica, piuttosto che anche di supporto ai comuni che hanno la competenza sul servizio idrico integrato, e quindi penso a tutte quelle reti idriche di scarico all'interno dei centri abitati, che furono dimensionate in passato in maniera corretta, ma che sempre più frequentemente, a causa dei cambiamenti climatici, vanno in crisi a causa di queste precipitazioni consistenti in archi di tempo ristretti, che sempre più frequentemente impattano sul nostro territorio e non solo. Ma c'è dentro anche, tra le opere di difesa del suolo, visto che lei l'ha sottolineato che siete a Rubano, vicino a Padova, c'è anche l'idrovia, un'opera molto attesa da tutta la città di Padova, non solo, che funge da canale scolmatore, quindi riesce a dirottare in laguna una parte del picco di Piena, che così potrebbe trovare uno sfogo, anziché qualora dovesse raggiungere le portate, dovessero raggiungere livelli superiori a quelli che sono in grado di sostenere i corsi d'acqua in condizioni ordinarie, appunto scolmare il colmo di Piena in modo da evitare allagamenti della città di Padova, ma anche bacini di laminazione in altre zone del Veneto, piuttosto che il miglioramento del sistema irriguo, quindi anche interventi che riguardano l'agricoltura. Abbiamo poi chiesto anche interventi importanti sulla bonifica dei siti inquinati. Purtroppo, per tutta una serie di motivi, a volte anche senza dolo, in Veneto abbiamo parecchi siti che sono inquinati, che quindi vanno bonificati. Dico senza dolo perché pensate che in passato, ma insomma chi ha qualche capello bianco come sottoscritto, basta che pensi come venivano create le discariche 50 anni fa, 40 anni fa, prima che entrassero in vigore le normative attuali, ma anche quelle degli anni 80, qualsiasi comune o quasi scavava un buco e lì sotto ci metteva i rifiuti. E questo avveniva perché non esistevano norme così restrittive e corrette come quelle attuali, e quindi di conseguenza ci sono questi siti in alcuni casi ancora da bonificare, in altri casi siamo già intervenuti in maniera importante e abbiamo chiesto ulteriori finanziamenti, progettualità proprio per intervenire in queste situazioni che in alcuni casi possono essere molto complicati. Penso anche allo sghiaiamento dei laghi di montagna, no? In montagna si sono creati dei bacini artificiali per sfruttare l'energia idroelettrica, si parla spesso di fonti rinnovabili,
e a volte ci si dimentica che anche le fonti rinnovabili hanno il rovescio della medaglia e qualche danno lo possono creare, e quindi ci sono questi laghi da svuotare da tutto il materiale che si è accumulato e che crea oltretutto anche dei problemi sui ripascimenti delle spiagge, perché tutto il trasporto solido dei fiumi che arrivava fino al mare in maniera naturale oggi viene trattenuto da questi sbarramenti e non consente il ripascimento naturale delle spiagge. Ma potrei continuare ancora molto, però non vorrei... No, so che lei è un tecnico, infatti so che potremo veramente argomenti molto molto interessanti, potremo andare avanti per ore, però Assessore, volevo chiedere anche una cosa, cioè è giusto, perché non se ne parla, io mi sono accorto, non se ne parla del lavoro grandioso che sta facendo la protezione civile in Veneto, perché qua si parla di vaccini, di gente vaccinata, di poveri ottantenni che bisogna andare a rincorrere, non si sa dove sono andati a finire, saranno scappati all'estero, non lo so. Tanto impegno nella sanità, però si parla molto poco degli 11.000, perché mi sono documentato, 11.000 volontari attivi della protezione civile in Veneto che hanno un monte ore di lavoro enorme, che stanno dando veramente una svolta all'efficienza della macchina vaccinale piuttosto che sanitaria. Ma sorrido perché mi fa piacere che lei si sia documentato con estrema professionalità su tutta l'attività che svolge dal 21 febbraio dell'anno scorso la protezione civile. Stiamo parlando di 212.000 giornate regalate dai volontari della protezione civile del Veneto alla collettività in supporto alla sanità, perché la sanità ovviamente si è espressa, si sta esprimendo tuttora, stando in trincea in maniera molto pesante da più di un anno, ma dietro la sanità si muovono costantemente anche i volontari della protezione civile, un esercito che mediamente va dai 400 ai 500 uomini e donne della protezione civile ogni giorno in campo a supporto della sanità e a supporto della popolazione. Qualcuno li ha anche incontrati quando consegnavano le mascherine a domicilio, qualcuno li incontra adesso quando aiutano appunto le persone anziane magari a fare la prenotazione per il vaccino, qualcuno li ha incontrati nei punti vaccinali dove garantiscono il supporto alla sanità, e qualcuno li ha visti passare anche con i mezzi pesanti quando trasportano il materiale sanitario a tutte le strutture sanitarie, e con un lavoro logistico molto importante. E qualcuno forse li ha anche visti a presidio di quei 6 ospedali dismessi che sono stati riattivati in pochi giorni proprio da loro e che hanno consentito di garantire quasi 1.000 posti letto in più alla sanità del Veneto, e purtroppo alcuni di questi posti letto sono ancora occupati. Tutto questo a costo zero. Noi non abbiamo scelto, io ho insistito su questo, di non creare ospedali nelle fiere o nei capannoni, e abbiamo scelto invece il ripristino di ospedali dismessi, e questo ha consentito di avere quasi 1.000 posti letto gratuitamente per la collettività, e naturalmente grazie ai volontari della protezione civile che hanno compiuto un vero e proprio miracolo riattivandoli in pochi giorni. Ecco, bisogna gridarlo, Assessore, perché molto spesso le persone che lavorano in silenzio, che non si fanno pubblicità, alla fine per modestia, proprio perché di per sé l'atto del volontariato non implica assolutamente il farne pubblicità. E allora lo facciamo noi, siamo noi che qua facendo informazione diamo merito a queste persone che in silenzio e senza remunerazione, perché questo va detto, non percepiscono remunerazione, prestano il loro tempo per la collettività. Quindi veramente, se mi posso permettere, un applauso, almeno un plauso e un abbraccio da parte nostra all'impegno della protezione civile. Assessore, abbiamo la fortuna di avere qua Pittalis, che è stato per anni condirettore del Gazzettino, quindi ecco, Edoardo, vogliamo fare qualche domanda all'assessore su questi argomenti? Intanto volevo dire che effettivamente la protezione... il Veneto è la regione d'Italia che in percentuale ha il maggior numero di volontari e anche di associati a tutte le associazioni, Benefit, Onlus, tutto quello che è una regione che sotto quel profilo è particolarmente sensibile, attenta e può dare lezione anche in giro. Effettivamente la protezione civile è efficiente e efficace. Posso anche testimoniare, io sono nato ho il privilegio di aver superato i 70 anni, quindi ho prenotato per il vaccino e ho fatto il primo vaccino.
L'ho fatto a Chioggia perché non c'erano altre possibilità, bisognava scegliere una destinazione dove farlo, anche se a 50 km da dove vivo, va benissimo. E quando sono arrivato lì ho trovato un'organizzazione perfetta, che è una cosa singolare, efficientissima, i tempi rispettati, non un minuto di ritardo, grande disponibilità, grande gentilezza, e ho visto l'organizzazione della protezione civile esprimersi proprio al massimo, senza tralasciare niente, aiutando chiunque avesse necessità, accompagnando sino al punto del vaccino tutti quelli che ne avevano bisogno. Quindi sotto questo profilo la dimostrazione è stata perfetta. Ma all'assessore volevo chiedere una cosa, lei tra l'altro viene da una provincia particolarmente toccata dal problema della necessità di una ricostruzione idrogeologica. C'è stata la tempesta Vaia, ci sono pezzi di montagna, anche di quelli più belli, che si staccano, ghiacciai che stanno... Che cosa volete fare? Cosa pensate di fare per quel pezzo d'Italia che è bellissimo ma che soffre? Ma allora, intanto diciamo questo, quello che è accaduto nell'ottobre del 2018 non si era mai registrato in Veneto. Cioè un evento meteo così violento non si era registrato né in termini di precipitazioni piovose né in termini naturalmente di vento. Bisogna risalire al 1966 per trovare precipitazioni piovose abbastanza simili, ma nel 66 purtroppo si contarono oltre 100 morti in Veneto, cosa che invece non è accaduta nel 2018 per fortuna, e forse anche non solo per fortuna, perché abbiamo investito già prima che succedesse Vaia su tutta una serie di opere di prevenzione, quindi difesa del suolo, e hanno resistito e sono state efficaci nel garantire già incolumità umana. Tutti gli interventi sono stati fatti di consolidamento arginale, briglie, eccetera, hanno resistito, si sono magari danneggiati, ma hanno resistito. E questo ha comportato sicuramente dei numeri, per quanto riguarda le vittime, neanche paragonabili a quanto accaduto nel 66. Così come vorrei ricordare che nel 2010, con precipitazioni piovose molto meno consistenti rispetto a Vaia, abbiamo visto il Veneto allagato, e la stessa cosa non è accaduta nel 2018 con Vaia. Quindi alcune opere di difesa del suolo erano già state messe in campo dalla Regione, stiamo parlando di oltre 900 milioni di euro investiti sia in manutenzione che in opere di mitigazione del rischio. Dopo Vaia si trattava di ricostruire tutto quello che si è danneggiato con un evento appunto catastrofico come quello. Vorrei ricordare che l'allora capo dipartimento della protezione civile, quindi uomo avvezzo a vedere scenari complessi, dopo il primo sopralluogo ha dichiarato pubblicamente che aveva visto uno scenario apocalittico. Detto da lui, insomma, rendeva abbastanza l'idea. Poi, come al solito, in Veneto ci si è rimboccati le maniche, in breve tempo si sono tolte le macerie, restavano da sistemare tutte le opere danneggiate e ovviamente togliere gli alberi. Oggi siamo arrivati alla vendita dell'85% degli alberi schiantati, abbiamo attivato 1500 cantieri nei 2 anni passati, ne attiveremo altri 300-350 quest'anno, per un investimento complessivo di altri 900 milioni di euro. Quindi si continua in un'opera di come dire, riduzione del rischio, sapendo che il rischio zero non esiste, per tutta la popolazione del Veneto. Quindi si continuerà, consolidamenti arginali, briglie, bacini di laminazione, insomma tutto quello che può ridurre il rischio al minimo, da un lato, e dall'altro si continuerà anche a investire in termini di previsione. Vorrei ricordare che con Vaia noi abbiamo dato l'allertamento già dal sabato pomeriggio, l'evento è accaduto il lunedì pomeriggio, qualcuno la domenica in maniera anche piuttosto pesante diceva che stavamo esagerando, ma il fatto di aver chiuso tutto in provincia di Belluno il lunedì pomeriggio è stato assolutamente importante, e questo è stato grazie agli investimenti che abbiamo fatto nel sistema previsionale di cui si è dotata la Protezione Civile del Veneto, e che ha avuto il plauso anche del Presidente della Repubblica Mattarella quando è venuto a Belluno il 12 marzo 2019, dove il dottor Pittalis ha usato un termine lezione, dove il Presidente della Repubblica ha detto che la Protezione Civile del Veneto ha dato una lezione al Paese. Evidentemente questo mi ha fatto molto piacere, perché credo che un riconoscimento del genere
in Veneto del nostro sistema di protezione civile possa essere un motivo di vanto, perché non solo numericamente abbiamo il più alto numero di volontari rispetto agli abitanti, ci supera di non molto la Lombardia, ma ovviamente al doppio di abitanti, ma sono anche volontari preparati e c'è un sistema anche fatto dagli enti pubblici che ha dimostrato di funzionare. Continueremo a investire sulla tutela del territorio, su questo non ci piove e io credo che il vero salto di qualità, soprattutto per i territori marginali, potrà esserci nel momento in cui ci sarà il riconoscimento dell'autonomia, garantendo la possibilità alla Regione di applicare fiscalità di vantaggio su alcune aree, perché oggi non è possibile per le regioni a statuto ordinario, ma qualora ci fosse l'autonomia potremmo andare a fare delle scelte dove ovviamente se la montagna costa di più e vivere in montagna ha più disagi, si può intervenire per evitare lo spopolamento di queste aree, ma non solo la montagna, anche altre aree svantaggiate, penso per esempio al Polesino o altre aree, andando a dare una mano ai cittadini che scelgono di vivere là, perché le aree abbandonate creano solo problemi di carattere idrogeologico e non solo. Quindi la montagna va abitata, ma vanno messi i cittadini della montagna nelle condizioni di poterla abitare. Benissimo. Volevi aggiungere qualcosa, Edoardo? Io penso che il Veneto, la regione, debba anche battersi perché il 9 ottobre, anniversario del Vajont, diventi una data nazionale che ricordi tutte le vittime di questo tipo di tragedie. Io spero che una tragedia come quella del Vajont non possa più ripetersi, ma gli errori degli uomini in quell'occasione furono molto più grandi degli errori della natura. E immagino che il Veneto possa battersi perché questa data diventi una lezione, usando ancora una volta il termine, per tutti, e quindi anche un modo di ricordare e di tenere a mente che continuando a sbagliare si ottengono solo quei risultati. Ecco, benissimo. Assessore, l'ultima cosa, mi conferma che è stato approvato il nuovo bando per la rottamazione delle auto, giusto, delle auto in Veneto, 5 milioni di euro a disposizione di chi vuole rinnovare la propria auto con un modello che consuma meno e che inquina meno. Sì, sono finanziamenti orientati al miglioramento della qualità dell'aria. Faremo anche un bando per quanto riguarda la rottamazione delle stufe, le chiamo stufe, ma in realtà anche di riscaldamento, per andare incontro alle esigenze dei cittadini e anche al miglioramento della qualità dell'aria. In questo caso si tratta di rotazione delle auto, un bando a cui possono accedere tutti i cittadini per fasce di reddito, quindi si dà la priorità a chi ha i redditi più bassi, si dà la priorità a chi ama auto più vecchie, quindi più inquinanti, e i contributi arrivano fino a 8.000 euro nel caso di acquisto di un'auto elettrica. E poi scendono, ma sono previsti contributi anche per auto diesel e benzina di ultima generazione. A volte viene utilizzato il motore a combustione interna, ma ricordare che i motori di ultima generazione hanno un impatto ambientale veramente basso. Benissimo, ecco, Assessore, io la ringrazio veramente sentitamente per la sua disponibilità, mi passi il termine, un in bocca al lupo per il suo impegno, perché ovviamente lei è a capo di dipartimenti importanti, lo ricordiamo, clima, protezione civile, dissesto idrogeologico, ovviamente ambiente, quindi mai come in questo periodo toccati anche dall'emergenza Covid, e anche ovviamente un sostegno morale e anche informativo nei confronti dei suoi collaboratori della protezione civile. Veramente grazie, buona continuazione e buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Grazie Assessore. Ecco, noi allora continuiamo con un piccolo stacchetto pubblicitario e poi ovviamente qui ancora ricordatevi 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa. Adesso commenteremo assieme gli argomenti come li abbiamo iniziato a sviluppare. A fra pochissimo. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni.
Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31 Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Siamo insieme a Idee Persone TV, un nuovo modo di concepire l'informazione con la nostra rubrica il TG, la nostra testata giornalistica il 60 News, l'opinione, piccolo spazio che mi concedo ogni giorno, reportage esterni, in questo momento ahimè limitati, ma presto torneremo in prima linea a raccogliere informazioni, il nostro pezzo forte, il talk show del mercoledì. Quindi seguiteci, mettete mi piace, condividete le nostre iniziative. Ricordate, insieme Idee e Persone TV. Bene, vediamo se riusciamo ad avere il collegamento. Abbiamo un altro ospite, appena la regia ci dà l'ok. Eccolo qua, lo vedo già in linea, collegato. Abbiamo per la prima volta qui in studio Andrea De Checchi, che è vice sindaco e assessore alle attività produttive, mobilità e sport per il comune di Treviso. Buonasera, assessore, vice sindaco. Buonasera. 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 Ecco, va bene, poi sindaco, poi parleremo un po' di Treviso, delle peculiarità di Treviso, appena nel frattempo lei ha la possibilità di entrare in sintonia con PAN. Prima l'assessore Bottacina ha detto, abbiamo presentato il confronto con, a parte il fatto che sono mesi che si parla di questo piano di resilienza, Recovery Fund, abbiamo una cinquantina di nomi adeguati, però questa cosa mi pare ne avevamo già parlato. Io sono seriamente preoccupato di questo, cioè che l'Italia non è pronta, secondo il mio punto di vista, e mi pare l'altra volta ne abbiamo parlato lo stesso, non è pronta per affrontare questo flusso di denaro, cioè non abbiamo un po' di dissesto idrogeologico da questo punto di vista. Veramente sono preoccupato perché arriveranno questi fondi e noi siamo un paese burocratizzato per eccellenza. Intanto bisogna vedere se arrivano. Perché è da mesi che ci raccontano tutti questa bella cosa che la panacea, non perché chiamiamo PAN, ma la panacea di ogni male sia questo Recovery Fund, ma sinceramente stiamo vedendo un gran rallentamento della questione, no? Quindi io già l'altra volta avevo messo qualche dubbio che ripeto qui perché naturalmente questi 209 miliardi erotti che dovrebbero arrivare, di cui 97 sono a fondo perduto, gli altri comunque sono debiti che bisogna restituire entro il 2050.
in cui comunque bisogna che il governo, e bene sta facendo Draghi, sta raccogliendo un po' tutto quello che sono i desiderata, perché noi, ad esempio anche in Consiglio regionale, abbiamo incontrato tutti i stakeholders in tutte le commissioni, abbiamo raccolto idee che potremmo solo noi in Veneto penso spendere i 209 miliardi, perché alla fine tutti sperano e pensano di avere una parte di questi fondi. È chiaro che ci sono tante cose che devono essere sistemate, abbiamo ospedali da sistemare in tutto il paese, abbiamo viabilità da sistemare, abbiamo le ferrovie, abbiamo i ponti, va bene, abbiamo fatto uno che è caduto sfortunatamente, ma se andiamo a vedere quanti ne abbiamo da sistemare sono centinaia, cioè, quindi una rete anche infrastrutturale importante dal punto di vista logistico. Abbiamo il discorso poi di quelle che sono le reti internet e banda larga da portare in tutto il paese. Cioè, se andiamo a mettere dentro il libro tutto, io penso che in Europa mandiamo su un'enciclopedia che da scegliere ce n'è di robe da fare, io penso, no? Senza contare poi il patrimonio artistico, naturalmente tutte le manutenzioni, eccetera. Tutte le regioni hanno mandato adesso a Roma le loro cose, no? Compresa noi, l'assessore Bottaccini l'ha ben descritta su una parte magari di quelle che lui è interessato, ma è chiaro che poi c'è anche tutto il resto, no? Noi, ad esempio, Consiglio della provincia di Padova, optiamo, visto che siamo a Padova, per non so, il raddoppio da 308, la sistemazione da 47, l'idrovia che ha detto, abbiamo senza contare la sistemazione in Veneto degli aeroporti, il collegamento con gli aeroporti, ne avremo di cose e ne abbiamo mandate tante. Ma come vengono poi spesi questi soldi? Perché poi l'Europa, allora, una prima selezione la farà Draghi e il governo a Roma, quindi diranno questo sì, questo no, questo sì, questo no, e quindi dovranno scremare chiaramente tutto il listone, perché per arrivare alla spesa di 209 miliardi probabilmente dovremo mandare su dei progetti che siano cantierabili anche velocemente, che comunque sappiamo i mali di questo paese della burocrazia. Tutto il librone va a Bruxelles, deve essere approvato e tornare indietro con i propri finanziamenti, no? Quindi poi si deciderà quali finanziamenti in base a quello che arriverà a Roma, quali saranno destinati ai ministeri, perché anche i ministeri hanno raccolto centinaia di miliardi di progetti, mi risulta, e quindi sono quelli dei ministeri, sono quelli delle regioni, sono quelli delle province, i comuni, cioè, Allora arrivano questi soldi a Roma. Chi li spende? Li spende il governo, li spendono i ministeri, i burocrati. Quanti di questi finanziamenti arrivano alle regioni? E noi abbiamo parlato di autonomia, ma qui in Veneto noi vogliamo e vorremmo, visto che siamo i primi della classe in tante cose, compreso la spesa avanzamento di spesa nei finanziamenti europei, noi siamo la prima regione rispetto a tante altre, ma ci sono anche altre brave regioni, mi viene in mente l'Emilia Romagna, la Lombardia, ma poi man mano che scendiamo purtroppo questa capacità e velocità di spesa non c'è, addirittura ci sono delle regioni, adesso non voglio far nomi perché sennò dopo viene sempre fuori la differenza nord-sud, est-ovest, che comunque restituiscono fondi europei e non riescono a spendere. Quindi il problema è questo: quanti arrivano alle regioni, chi è deputato poi alla spesa e quindi chi fa l'autorità di gestione, cioè sia chi scrive i bandi, chi scrive, e poi naturalmente questi progetti devono essere, progettati, portati all'esecutivo, cantierati, i SAL 1, 2, 3, 4 e quindi i pagamenti, poi rendicontati a Roma che li manda a Bruxelles. Quindi c'è una burocrazia su questo. Io spero che trovino un sistema che il governo Draghi conosce bene l'Europa, quindi l'Europa perché ci mette così tanta burocrazia noi? Perché noi quei fondi europei purtroppo nel passato li abbiamo spesi per fare cose che magari da altre parti in Europa non succedono, no? Quindi ci sono stati parecchi scandali sui fondi europei in tante parti di questo paese, per cui
il controllo europeo, siccome l'Europa non si fida di noi, ci mette sempre più controlli e questo rallenta la macchina. È chiaro che, e poi chiudo, che bisognerà capire se è possibile superare magari con un commissariamento, come hanno fatto ultimamente in alcune opere che hanno già canterelle, questa cosa, quindi un commissario che sia veloce nella spesa e che sia veloce anche nel decidere come questa spesa viene fatta. Però comunque veloce finora non è stato, perché è da luglio che si aspettavano i commissari col governo Conte bis, 5 Stelle ha fatto la barriera e noi da un anno siamo rimasti senza siamo cantieri. Ancora qui. Siamo ancora qui. Vediamo la prima di vederli ce ne vorrà ancora di tempo. Quindi mi sono terrorizzato. Poi magari voglio sentire Pittalis su questa, Edoardo, su questa cosa. Sentiamo la telefonata da casa. Pronto? Chi parla? Buonasera a tutti. Sono Graziano qua da Adria. Posso chiedere un'informazione al capogruppo della Lega in Consiglio regionale? Prego. Sulla situazione della Socco Terme di Adria, dove che è chiusa da mesi a mesi. Lei che è capogruppo può dare una risposta? Perché ieri sera ho visto una riunione fuori l'altra sera alle 5:30 e lì c'erano da quanti operai, carabinieri e compagnia bella. Come si fa lasciare andare a fondo un'azienda del genere? Che poi a quanto mi sembra hanno spostato tutto da un'altra parte per questione di vuole spiegare, scusi Graziano, il nome dell'azienda che non abbiamo capito. Il nome dell'azienda? La Socco Terme, quella che fa gli avvolgimenti delle tubazioni. Bene, grazie Graziano. Vabbè, un problema generale. Un problema generale per cui in Veneto so che l'assessore al lavoro Donazzano, la collega, sta seguendo più di 250 casi di ditte in pre o fallimento, quindi ci sono tante situazioni dell'ACC, di Mela, altre, abbiamo situazioni molto difficili purtroppo che si sono acuite anche con naturalmente questo lockdown e quella crisi economica, perché naturalmente la crisi economica del 2008 non è che sia passata, adesso si è anche acuita con questo anno di fermo, chiamiamolo così, generale. Quindi sicuramente è una delle aziende che si sta monitorando come naturalmente regione, si sta intervenendo con i fondi a disposizione e io sono sicuro che in qualche maniera una soluzione si trova. È chiaro che purtroppo salvar tutti non sarà semplice, si salveranno quelle aziende che naturalmente avranno comunque una solidità anche loro, quindi sia nel livello nazionale che internazionale. Purtroppo stiamo vivendo un momento anche sul comparto turistico, anche sul comparto comunque della ristorazione, dei comparti che sono stati chiusi, che purtroppo molte delle aziende che sono state chiuse non la ripareranno più, questa è la realtà. Ecco Edoardo, la preoccupazione che abbiamo espresso prima di questi fondi che arrivano, il controllo dell'Europa, la burocrazia che in Italia noi siamo bravissimi, la firma della controfirma. Dal Veneto stanno cominciando a snellire la burocrazia. Sì. Se non sbaglio, il Veneto oggi ha approvato una legge che snellisce la burocrazia e quindi lo faranno in tutta Italia. Il problema è di andare a Bruxelles, ma anche a Roma, con un libro dei fatti reali e non dei sogni. Io penso che però sia molto più facile gestire i soldi quando ci sono piuttosto che quando non ci sono. E il momento in cui ci saranno sarà più facile gestire ed essere intelligenti e capaci di farlo. Non credo che ci siano possibilità di fughe a destra o a sinistra, in avanti o indietro. C'è una situazione molto difficile da affrontare. La telefonata racconta che ovunque, lui parlava di Adria, ma ovunque nel Veneto, quindi in Italia a maggior ragione, ci sono situazioni di quel tipo, limite, ci sono settori che hanno sopportato una grande sofferenza dovuta al Covid, un'eredità della crisi economica che non è passata. Io temo che quando tutto passerà il panorama sarà notevolmente cambiato, anche difficile da riconoscere. Probabilmente, come diceva prima il capogruppo, resisterà chi ha avuto più tradizione, più cultura, più storia, chi non è fuggito tante volte. Abbiamo fatto tanti errori nel passato recente, da qualunque parte, al nord e al sud. A volte il problema non conosce l'attitudine, non è un fatto di scendere o salire per trovare eccellenze o trovare cose che non vanno bene. E si scontano anche quelle. Quando arriva la crisi si scontano in misura ancora maggiore. È il momento anzi
probabilmente di ricostruire solidamente, di ricostruire con basi migliori, sapendo gli errori che non si devono fare. Certo che conta moltissimo chi governa, conta moltissimo chi gestisce i soldi, conta moltissimo anche la responsabilità, perché non è che siamo un popolo, avremo tanta burocrazia, ma a volte ci dimentichiamo anche di essere un paese, perché non facciamo delle cose che non dovremmo fare, prendiamo degli atteggiamenti che non vanno bene perché sono contro gli altri, anche in tanti casi, poi ne parleremo. Adesso si parla di riaperture e non riaperture, ci sono state delle cose assurde, indecenti, e non è che ci siamo indignati tanto. Cioè, quando io vedo un paese che se chiudono le scuole non gliene frega niente, ma se chiudono le discoteche è disposto a scendere in piazza, penso che c'è qualcosa che non funziona. Ecco, su questa riflessione che è veramente interessante, Garzia, lei è effettivamente rappresentante di Fratelli d'Italia qui a Vicenza, parlavamo prima della preparazione della puntata proprio di questo nuovo decreto che si appresta ad essere sfornato da Draghi, l'ennesimo mattone da decine e decine di pagine. Abbiamo detto, il coprifuoco, però in effetti quello che dice Edoardo è una riflessione altrettanto acuta, cioè parliamo di una nazione innanzitutto che non protesta pochissimo rispetto a presumibili soprusi, ma da parte dei governanti, ma quindi accetta supinamente. Va bene, si dice che l'Occidente ormai è stato diciamo, reso annebbiato dal consumismo, da Facebook, però effettivamente sembra che discoteche locali alle 22, grande protesta, se non c'è coprifuoco, la scuola invece un po' in sordina, massiva, andiamo sti ragazzi, i trasporti, non importa. Garzia. Allora, per quanto riguarda la situazione nelle scuole, bene, perché ho sentito, pare che adesso le scuole riapriranno fino al 100%, quindi la presenza sarà massiva. Il problema permane per quanto riguarda i trasporti, perché noi riapriamo le scuole al 100% e poi questi ragazzi in qualche modo a scuola ci devono andare. E allora lì si pone il problema del perché non abbiamo affrontato il nodo trasporti e non lo stiamo ancora affrontando, non abbiamo preparato un piano per aumentarli. Sentivo anche oggi il governatore, che giustamente Zaia, che diceva mi fate riaprire al 100% ma i trasporti limitati al 50%. Quindi cosa ci troveremo? Tutti gli studenti ammassati all'interno degli autobus, dei treni, e lì il rischio di avere nuovi contagi è alto. Io non capisco come mai non si sia cercata una soluzione per aumentare i trasporti, per facilitare anche il rientro a scuola dei nostri ragazzi, perché loro sono quelli che hanno sofferto di più di tutta questa situazione. Sentiamo da parte dell'ordine degli psicologi gridi di allarme per questi ragazzi che hanno gravi problematiche di ansia, di stress, di depressione, perché costretti in casa, sigillati, di fronte a questi schermi a studiare. È una situazione paradossale. Considerando, Garzia, che poi effettivamente i governanti sapevano, cioè Draghi sapeva che prima o poi riaprendo la scuola si sarebbe dovuto affrontare il problema dei trasporti, perché a settembre c'è stato lo stesso... Sì, si è ripresentato lo stesso problema. Non era una cosa nuova, dice, oddio, non sapevo come affrontarla e quindi... No, eppure il nodo trasporti non è stato assolutamente affrontato. C'è bisogno di autobus, si poteva richiedere a tutte quelle agenzie private che hanno gli autobus fermi da mesi di poter magari utilizzare i loro mezzi di trasporto per aumentare i trasporti, per aumentare la capacità anche di trasporto, ma non è stato affrontato. È passato in sordina questo problema. Non da tutte le parti, perché noi su questo tema con il vicepresidente De Berti noi avevamo fatto chiamiamolo un contratto, una convenzione con 1000 mezzi in più privati in questa regione. È chiaro che poi le aziende di trasporto sono quelle cittadine in generale, hanno un parco macchine che è quello, quindi non è che possono acquistarne molti di più. Esempio, si arriva fino a un certo limite, perché il 50, come ricordava lei, il 50% possono salire, poi il vice sindaco mai di Treviso ha i dati migliori di me perché è più sul pezzo nelle città, ma non è che
azienda di trasporto locale possa comprare dalla sera alla mattina 100 autobus in più, che magari ha anche delle capacità di spesa fino a un certo punto. È chiaro che si vanno a convenzioni con i privati, sono state fatte. Per quanto riguarda le ferrovie, anche qui il numero dei rotabili che sono presenti sono quelli, cioè anche mettendoli tutti a disposizione, quello è il numero, non è che si abbiano treni in più da mettere sulle ferrovie, perché a un certo punto sono numerate anche le tratte praticamente. Voleva anche un altro problema, cioè noi ci preoccupiamo di mandarle a scuola distanziati e poi il distanziamento non c'è sul mezzo pubblico, e quindi è un serpente che si morde la coda. Forse bisogna programmare prima, scegliere delle priorità, muoversi su quelle, bisognava farlo. Il nuovo decreto prevede che comunque, perché è uscito stasera, che in zona rossa si vada a scuola dal 50 al 75%, nelle zone arancioni e gialle dal 75 al 100%, quindi è già decreto questo, quindi, da stasera. Quindi è stato già la bozza oppure? No, è già è la bozza lei lo trova già in pubblicazione quasi, quindi questo è previsto. Approvato, quindi. E quindi assolutamente che ci sia un rafforzo dei trasporti è assolutamente necessario. Però Edoardo, cioè alla fine noi abbiamo parlato di sono tante le cose che anomale, cioè quindi uno Stato che si preoccupa di dire bene, fate i sacrifici oggi perché domani sarete liberi, e poi alla fine non regolamenta i trasporti, fa sembrare gli anziani. Abbiamo visto delle foto pazzesche di persone a Potenza, ho visto là nella Basilicata, venite a fare i vaccini, assembramenti, decine e decine di persone. Anche qui purtroppo in Veneto abbiamo avuto qualche assembramento a dolo di persone. Io penso però che ogni tanto dovremmo anche pensare una cosa, cioè questa è stata una bomba atomica che nessuno si aspettava, per cui nessuno era preparato. Io ho sempre pensato che non avrei mai voluto essere in un posto di responsabilità per decidere, perché a decidere quando le cose vanno bene siamo capaci in tanti, a decidere quando le cose vanno male è difficilissimo. Per cui si sono trovati anche a fare delle cose e a pensarle che non avrebbero mai immaginato. Per cui gli errori erano possibili. Non è una situazione che ha colpito solo l'Italia. Se ci guardiamo attorno, ha colpito dappertutto e spesso sta facendo errori ancora molto più gravi di quelli che abbiamo sopportato noi. Però mi incuriosirebbe sapere come una città tipo come Treviso si prepara ad affrontare questa fase nuova. Che ha sentito la domanda di Pitalis? Sì, ho sentito. Devo dire, allora, se io dovessi fare questa sera l'elenco di ciò, intanto un caro saluto ai suoi ospiti e naturalmente prima di tutto ai suoi ascoltatori. Grazie. Devo dire, se io dovessi fare l'elenco di ciò che ho visto non funzionare in quest'anno, non credo che ci basterebbe la trasmissione di questa sera. Però devo anche dire, per onestà intellettuale, che come ha detto l'opinionista, il suo ospite da ultimo, francamente ci siamo trovati di fronte a un caso eccezionale, con repentini cambiamenti, le varianti, vaccini che funzionavano meno, quindi sicuramente chi aveva il timone e chi ha il timone non è certamente facile orientarsi. Vero è che alcuni elementi macro, la scuola, l'imprenditoria, la sanità, ecco, forse questi potevano essere declinati in maniera più precisa e più ragionata. Ci sono alcune cose che francamente si fanno fatica a capire. È accaduta dal governo centrale ai comuni queste incertezze, queste imprecisioni chiaramente mettono tutti quanti noi nella difficoltà di riuscire a emanare dei provvedimenti che siano sempre efficienti. In questo però devo dire che quantomeno a questa latitudine il sistema secondo me ha retto bene il sistema dei comuni, ha retto bene il sistema regionale, e pertanto devo dire che nei limiti di quello che
una pandemia di questa portata comporta, secondo me, il nostro sistema generalmente a retto. Così come accennava l'amico Pan, la De Berti, secondo me, ha ben operato in tema trasporto. Le nostre società pubbliche dei trasporti funzionano molto molto bene, sono società che sono ben amministrate, hanno bilanci in ordine, e devo dire quindi il sistema ha retto. Poi confesso che se entriamo nei singoli casi specifici diventa più difficile fare una valutazione, perché altra cosa secondo me dalla quale bisogna in situazioni del genere cercare di stare il più lontani possibili è la generalizzazione. Il trasporto e l'elemento trasporti ha molte sfaccettature. Banalmente il tema dei costi, che un soggetto privato difficilmente potrebbe completamente accettare un sistema di costi matchato con il pubblico, quindi non è solo e semplicemente il riperimento dei mezzi, ammesso, come diceva bene Pan, che le società certamente anche per vincoli di evidenza pubblica non possono acquistare mezzi nell'immediatezza, ma anche la contrattualistica con i privati risente di moltissimi elementi. La dimensione dell'azienda privata comporta economie di scala che magari non consentono di prestare i mezzi o di prestare servizio privatistico in un regime che tendenzialmente ha molto del pubblico. Quindi il tema è certamente difficile. Io ho sentito la nostra società, che è la MOM, recentemente, si stanno predisponendo per un progressivo aumento delle capienze, quindi dai 75 al 100%, quindi secondo me siamo pronti per reggere bene anche il reingresso completo scolastico. Voglio dire, sempre a titolo d'esempio, che ricordatevi che la presenza nel pullman è un tema, così come è la presenza alla fermata, quindi è necessario organizzare anche i movieri, perché diversamente corriamo magari il rischio di avere tutto in ordine in classe e magari nel pullman e avere invece alla fermata una situazione decisamente incontrollabile. Quindi devo dire, gli elementi sono tanti, vanno evidentemente pensati per tempo, ragionati e poi applicati. Ripeto, non parliamo di cose così semplici. Ho sentito prima alcuni commenti e devo dire che quegli elementi burocratici che poi noi andremo a vedere nel macro, nei finanziamenti europei, sono soprattutto quelli che hanno appesantito questa situazione. Perché al netto dei provvedimenti buoni, meno buoni che noi possiamo adottare, devo dire che la tempistica della pubblica amministrazione oggi ha in maniera emblematica manifestato tutta la sua inefficienza, soprattutto nella gestione dei tempi. Alcuni nostri provvedimenti, come Comune di Treviso, hanno avuto particolare successo anche a livello nazionale, devo dire, proprio perché sono andati ad abbattere la burocrazia, insomma, questo elemento burocratico che porta ritardi e inefficienza. Benissimo, benissimo. Ecco, una domanda, vediamo qua un commento da casa. E dopo 14 mesi è normale che siamo ancora impreparati. Ecco, quindi questa è una riflessione che più o meno, secondo me, abbiamo pensato tutti. E poi quest'altra, coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio. Qui, ecco, Garzia, voglio sentire la sua. Addirittura Salvini ha detto non so se voterò se non viene alzato il coprifuoco, a parte il fatto che questo termine coprifuoco è una cosa insopportabile da pronunciare, cioè sembra di stare nei paesi dell'ex Unione Sovietica, quando per spostarti da un comune a un altro dovevi passare 80 posti di blocco. Io lo dico con molta onestà, per me il coprifuoco è una misura liberticida che va a minare la mia libertà di movimento e la mia libertà personale. Per me è assolutamente assurdo che ci troviamo ancora a discutere se avere o meno il coprifuoco, che poi appunto adesso è ufficiale, sarà fino al 31 luglio, perché non c'è alcuna evidenza scientifica che mi dice che stando a casa dopo le 10 non succede niente. Quindi in pratica immaginiamoci la città di mare, tutti quanti alla fine alle 10 di sera si è stati al mare tutta la giornata e alle 10 di sera bisogna rientrare nel proprio albergo, nella propria abitazione. Anche questo è un problema dal punto di vista del settore turistico, perché io vorrei capire chi viene a farsi le ferie qua in Italia
e poi alle 10 deve essere rinchiuso dentro la sua stanzetta d'albergo, senza poter fare nulla. Voglio sapere com'è possibile dire alle persone e ai ristoratori di aprire il loro ristorante la sera e doverli costringere alle 9:30 a cacciare i clienti perché alle 10 c'è il coprifuoco e devono rientrare. Oltre al fatto che andiamo anche a martoriare ancora di più un settore che con l'apertura serale avrebbe magari potuto fare 2 turni e quindi un attimino respirare dopo tutti questi mesi di chiusure, e invece si ritrova a poter fare un turno sperando che non ci sia la ressa, sperando di riuscire ad avere il pienone. Sperando di avere la possibilità dei tavoli fuori, perché se non hai i tavoli fuori non... Beh, certo, è una spesa anche quella. Cioè, io mi dispiace, ma io col coprifuoco proprio non sono d'accordo per niente, assolutamente. Per me andava tolto, anche perché tra l'altro oggi, è proprio di oggi un'ANSA in cui il CTS dichiara serenamente che non sono mai stati interrogati sull'utilità del coprifuoco e che è una pura scelta politica. Quindi a questo punto l'evidenza scientifica io vorrei sapere dove sta. Senta, Pan, io ho una domanda qua che volevo fare da un po', cioè il libro di Speranza, no? Che poi è stato subito ritirato da commercio, una delle frasi che la nostra editrice ha recuperato nei suoi post è proprio questa: finalmente la pandemia permetterà di adottare quelli che sono i principi del nostro partito, però questa mancanza di libertà di circolazione, connessa a questo odio proprio sistematico nei confronti degli imprenditori, trova in Salvini l'unico strenuo difensore, perché Fratelli d'Italia è all'opposizione e deve fare l'opposizione, vabbè. Però l'unico che sembra veramente protestare a gran voce sembra Salvini. Guardi, noi siamo entrati in questo governo per senso di responsabilità, è un momento molto difficile che penso tutti come ci riconoscono, tutti i cittadini di questo paese ci riconoscono come movimento, come Lega, e quindi la scelta del nostro segretario è stata proprio quella di mettere da parte comunque i contrasti politici con, chiaramente noi abbiamo poco da spartire con i 5 Stelle e col PD, è chiaro questo, no? Quindi vabbè, si vede, penso che sia noi facciamo parte di una coalizione di centrodestra che si presenterà alle prossime elezioni, io spero a breve, ma probabilmente ci saranno dei tempi di cui dobbiamo aspettare, coesa e insieme, come stiamo governando in tante regioni insieme. La maggioranza delle regioni, ricordo, sono votate e sono amministrate da coalizioni di centrodestra. Detto questo, noi siamo entrati, ripeto, per un senso di responsabilità, perché il Paese stava vivendo e sta ancora vivendo dei momenti molto difficili, ospedali pieni, morti tutti i giorni, quindi abbiamo vissuto un anno di tragedie immense che, come ricordava Pitalis, non è stato così semplice per nessuno gestire. Io l'ho vissuto da assessore e da consigliere, quindi so bene cosa ha fatto il nostro Presidente Zaia a difesa dei nostri cittadini veneti e cosa abbia e cosa ancora stiamo vivendo all'interno della regione e all'interno della nostra sanità, e quindi prima di tutto bisogna mettere in protezione i cittadini, secondo me, e far sì che la sanità funzioni bene. Però è passato un anno in cui abbiamo imparato anche tante cose, abbiamo imparato e abbiamo capito che anch'io sono d'accordo che chiaramente certe limitazioni non hanno senso, perché se abbiamo i supermercati pieni, l'Ikea qua che era così, e magari teniamo i ristoranti che hanno diminuito il 50% è una cosa ideologica, c'è qualcosa che non va. Con tutte le protezioni, abbiamo vissuto delle cose, se è caduto un governo c'è stato un motivo, ad esempio noi questo decreto non l'abbiamo votato. Questo decreto che lei legge, Salvini, se lei legge la dichiarazione dice che noi non abbiamo votato perché queste limitazioni le troviamo assurde. Perché ormai infatti il no di Draghi alle 23, del coprifuoco alle 23, quindi hanno ascoltato Garzia e la Lega si astiene sul decreto riapertura. Esatto, perché noi siamo convinti che comunque il coprifuoco è servito per un periodo, adesso non servirà più. Ci stiamo andando anche come l'anno scorso, da maggio alla bella stagione, già la curva abbiamo visto decresce. C'è soprattutto l'aumento delle vaccinazioni che, come sta avvenendo in Inghilterra, che ha superato il 50% della popolazione oggi, ormai le aperture le hanno fatte, ormai si vive quasi normalmente in quei luoghi, in Israele lo stesso, quindi
Noi quando supereremo anche noi queste percentuali, adesso siamo ancora un po' indietro, questo è il problema anche dell'arrivo dei vaccini, io penso che per l'estate, anche prima dell'estate, infatti pensiamo che per giugno questo si risolva. È chiaro che il coprifuoco è servito quando abbiamo visto, soprattutto nei centri di città, qui c'è il Vice Sindaco, ma anche qui a Padova, comunque a Venezia, a Verona c'erano degli assembramenti che sinceramente c'erano delle festoni in piazza, quindi da tutte le parti, quindi è chiaro che ci è voluto il pugno di ferro, adesso è ora di allentare perché appunto le vaccinazioni vanno avanti, ripeto, c'è un senso di responsabilità diversa anche dei gestori dei locali, c'è un senso di responsabilità anche dei cittadini, soprattutto con i controlli che possono essere fatti anche in maniera importante, questo qui può essere superato benissimo. È chiaro che, come si ricordava, stiamo andando verso una stagione turistica, noi siamo il primo paese turistico al mondo, il Veneto è la prima regione turistica d'Italia, 70 milioni di presenze che non ci sono più e quindi poniamoci anche il problema di come faremo ripartire la macchina, perché la macchina deve ripartire assolutamente e quindi ci vuole più libertà. Ecco, senti Edoardo, secondo te c'è un'ideologia che spinge i precedenti partiti a... No, io credo che la gente non ne possa più, questo è abbastanza evidente. Vorremmo tornare alla normalità, ma per tornare alla normalità, prima diceva Pa, bisogna arrivarci gradualmente. Non si può perdere la testa di colpo, aprire tutto, perché tanto la verità è che continuano tutti i giorni, la gente continua a morire, ci sono i contagi. Da questa situazione si esce con le vaccinazioni. Più gente viene vaccinata e più... Io credo che il nostro futuro, non è bellissimo, però ci porterà a muoverci con un certificato vaccinario in tasca. Tu entri al cinema, al ristorante, sull'aereo con un certificato vaccinario. E quella è la garanzia. E probabilmente per tutta la vita, che speriamo lunga, lunghissima, dovremo ogni anno fare un vaccino come per l'influenza, anche contro il Covid o qualcosa di simile. È così, è il tipo di società nella quale viviamo. Una società che però ci costringe a prendere delle misure, a difenderci, a tutelarci. Non è vero che vale per tutti, perché se no non sarebbe... il problema è tutelarsi, avere le garanzie e anche tagliare piano piano i limiti che ci sono stati imposti o che ci abbiamo imposti gradualmente. Io non vedo delle chiusure in quello che ha fatto il governo, vedo delle aperture graduali. Il dramma di un paese come l'Italia è che siamo in perpetua campagna elettorale, sempre. Da noi, e io non lo so, io ho abbastanza anni, mi ricordo che siamo sempre in campagna elettorale, per cui c'è sempre qualcuno a cui le cose non vanno bene. E se vanno bene, non vanno bene lo stesso. Per cui, insomma, adeguiamoci, rispettiamoci soprattutto, perché quello che il rispetto per gli altri non è solo un fatto, uno non si vaccina perché vuole stare bene per sé, ma anche perché deve far stare bene gli altri. E chi non lo fa mette in pericolo tante altre persone che ci sono vicine. È chiaro che per certe cose siamo stanchi, che molte categorie sono state soffocate da questa crisi, qualcuno anche con errori, con sbagli. Io non credo che andare in ristorante a pranzo sia più pericoloso che andare in piazza. Penso di no. E allora cerchiamo di aggiustare queste cose. Non mi piace la parola coprifuoco, è vero, ma non è una parola inventata dai paesi comunisti, è una parola che ci viene dalla guerra. Durante l'ultima guerra c'era il coprifuoco, perché a una certa ora bisognava chiudere le finestre, azzurrare tutti i vetri, perché arrivavano gli aerei che bombardavano, e dove c'erano le luci era più facile bombardare, per cui non si poteva uscire, non si poteva... Poi è chiaro che è un sistema per controllare in qualche maniera. Io sono contrario anche all'uso di parole, perché lockdown? Perché dobbiamo usare parole che non sono le nostre per dire delle cose che possiamo dire tranquillamente. No, infatti sono d'accordo. Oggi per esempio nel mio format ho detto, diciamo, i vaccini vanno bene per gli under 60, over 60, cioè anche questi termini. Cioè, ma la persona di pensionato di 80 anni che magari non ha per forza studiato 3 lauree, che si sente under, over, cioè veramente in difficoltà, cioè lockdown... Cioè, ci sono dei termini basta dire chi ha più di 60 anni, chi ha più di 70 anni, chi ne ha più di 80, chi ne ha di meno. Esistono le parole per cui ci capiamo tutti.
Ecco, io trovo per esempio, tanto per che quando quello che ha inventato la Job Act abbia inventato una grande castroneria, perché si chiama legge sul lavoro, l'avrebbero capita bene tutti. Esatto. È come lo spread, Sì. che sembra una parola che ti spaventa, in realtà è il differenziale. Purtroppo l'uso delle parole è fatto proprio anche basta usare le parole giuste che capiscono tutti quindi, e la vita sarebbe anche la più semplice. lingua, È come il discorso della burocrazia. La burocrazia cammina perché noi ignoriamo la burocrazia. Però scusa Edoardo, tu che sei giornalista, insomma, famoso, eccetera, non pensi che taluno possa usare questi termini proprio per soggiogare un po' le menti, per, come dire, comprimerle un po'? Penso di sì, ma anche perché ce lo facciamo fare, perché se al cretino che ha usato la Job Act, il cretino dico, sappiamo, gli si fosse stato detto subito noi votiamo una legge sul lavoro, non la Job Act, probabilmente l'avrebbe ritirata. Invece ci è piaciuto, ci piace tutto e allora dopo non è che possiamo continuare a passare la vita a lamentarci anche di quello che ci è piaciuto o che ci siamo fatti passare. Bene. Adesso lanciamo uno stacchetto pubblicitario, poi voglio sentire Garzia si prepari sul discorso vaccini. Volevo sapere se oltre al coprifuoco il piano vaccini, se per lei ha funzionato oppure no. Rimanete con noi. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31 Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni.
Ecco, ricordiamo insieme a Idee Persone TV un nuovo modo, questo canale social YouTube che abbiamo creato di concepire l'informazione, non solo TV ma anche Facebook, ma anche YouTube con i nostri servizi giornalistici. Ecco qua vedete il sestante, la nostra testata, il nostro quotidiano online, il nostro TG, le rubriche dedicate alla salute e al food. Un'idea, un modo nuovo di concepire l'informazione. Condividete le nostre iniziative mettendo mi piace alla pagina insieme Idee Persone TV e anche iscrivetevi al canale YouTube. Bene, continuiamo con i nostri ospiti. Garzia, si è preparata sull'argomento? Preparata. Bene, allora le piace? Lei è pronta a farsi vaccinare in coda? Se dicono apriamo, lei si mette subito in coda a farsi vaccino. E quando sarà il mio momento andrò a farmi il vaccino, sì. Il punto è che il piano vaccinale è molto indietro. Il piano vaccinale è indietro perché l'Europa non ha gestito bene, bisogna dirlo, tutta la fase della contrattualistica, perché stipulare dei contratti al meglio delle loro possibilità non è una cosa da farsi, perché oggi l'azienda di turno mi dice guarda, il meglio della mia possibilità è darti 100 milioni di dosi e 2 settimane dopo mi chiama e fa no guarda ho sbagliato, ho solo 20. E quindi viene tutto rallentato. E poi poverino di Figliuolo che poi aveva fatto una conferenza stampa, arrivano 100 milioni, poi il giorno dopo non arrivano 80, no, 1,5 milioni, 500.000, 300.000, 200.000. Ti deve dare i vaccini e non te li dà. E non puoi neanche rivalerti, perché poi anche questi contratti sono contratti capestro, la maggior parte di questi contratti sono secretati, quindi non sappiamo neanche esattamente cosa c'è all'interno dei contratti che l'Unione Europea ha stipulato con queste società. Il fatto che alcuni paesi dell'Unione Europea si stiano interessando e si interessino ad acquistare i vaccini per i conti loro è sintomatico del fatto che ci sia un fallimento, che ci sia stata un'inconsistenza dell'Unione Europea nella contrattazione dei vaccini e quindi i piani vaccinali di tutta l'Europa ne risentono. Però Vitali, se te quando sei andato a fare il vaccino hai dovuto chiamare tu, cioè non ti hanno chiamato? Sì, ho prenotato, no, perché scusa, quando c'è stato il cambio di governo c'è stato anche quel cambio. Il cambio significa che tutto quello che hai fatto prima non serve più, viene rifatto, per cui perdi comunque, perché il vecchio governo aveva fatto vaccinare i professori, il personale sanitario, gli avvocati, i magistrati, dice no, adesso incominciamo dagli ottantenni. Quindi i professori sono vaccinati a metà, l'università è vaccinata a metà e quella metà che manca quando sarà vaccinata. Nel frattempo si va avanti con gli over 80, poi con gli over 70, si spera che scendano ancora, che quindi sia più facile. Però si è perso tempo, c'è stato, come dice giustamente Garzia, qualcosa che non ha funzionato nell'Europa nei contratti per i vaccini, ci sono stati rallentamenti, si è perso ancora ulteriormente tempo, per cui tutto quello che doveva essere fatto entro maggio, prima hanno detto giugno, poi luglio, poi agosto, poi settembre, io non so quando finiremo di essere vaccinati. In realtà, non lo sa veramente nessuno. In realtà la percentuale di vaccinazioni in Italia è molto bassa, quella in Inghilterra invece è molto alta. Però, Panna, cioè, effettivamente non potremmo dire che questo governo è stato un po' sleale, perché cosa ha fatto in definitiva? Cattivoni italiani che fate gli assembramenti, cattivoni italiani che volete l'apertura dei bar, chiusi i bar, eccetera, eccetera, però non dice noi, mea culpa, cedere in testa, noi abbiamo fatto un piano vaccinale che fa schifo e ci prendiamo tutte le responsabilità delle persone morte. No, questo invece non si può dire. Beh, questa è una cosa che nessuno dirà, penso, perché nessuno andrà in piazza a dire che è colpa mia da queste parti, quindi, però quello che posso dire è che comunque anche a livello internazionale i paesi che vanno meglio sono i paesi che si sono arrangiati, cioè bisogna dircele, perché poi se andiamo a vedere dove vengono prodotti i vaccini, poi ci sono stati anche dei cambiamenti politici importanti nel mezzo. Allora, Pfizer è in America e poi abbiamo l'Oxford AstraZeneca e Sputnik in Russia e quello cinese, no? Sono questi che girano. Adesso arriva il Johnson & Johnson che è stato da poco, no? Quindi con l'arrivo di Biden, giusto per dircele tutte, che ha detto intanto io mi vaccino i miei, entro un mese 100 milioni, e dopo ha detto adesso 200 milioni, entro qua, a questo mese li facciamo tutti. Io penso che se ho la fabbrica in casa, qualcuno
della CIA sia andato lì a dire signori è meglio che le cosucce ce le teniamo qua per noi e poi arriva agli altri. La stessa cosa ha fatto l'Inghilterra e penso che Israele ci abbia insegnato tutti come si vaccina, quindi H24 anche dentro, anche dentro i McDonald's vaccinano praticamente, no? I russi sì. E noi come lei avevamo detto liberiamo anche gli altri vaccini perché lo Sputnik, se San Marino, Repubblica San Marino si sono vaccinati tutti, qualche milione di Sputnik poteva arrivare anche qua, adesso i cinesi li hanno mandati ai brasiliani, cioè noi siamo stati lì a aspettare l'Europa, dire facciaci i contratti, ci mandate queste cose, poi abbiamo visto che il fallimento totale dell'Europa, anche in questo momento, oltre ad essere andati in Turchia, non aveva trovato la sedia, ma questo è un altro problema, ma è questo purtroppo, cioè questa Europa che noi contrastiamo da sempre è proprio questa Europa che non riesce a comunque avere concretezza. Facciamo milioni di leggi, facciamo tante belle cose, ma alla fine, quando è il momento in cui dobbiamo testarli, casca il palco. L'altra questione poi è che comunque non essendo arrivati in Italia queste percentuali di dosi, anche le regioni come la nostra che avevano fatto i punti vaccinali, comunque aveva cominciato con gli ultra ottantenni, con tutti i fragili, gli accompagnatori, i trapiantati, eccetera, 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 noi ci siamo trovati senza, a un certo punto abbiamo i punti vaccinali del Veneto, i 48 mi sembra siano oggi, hanno dovuto fermarsi perché, viva Dio, non avevamo le dosi e tra l'altro dovevamo fare i richiami di chi aveva già fatto la prima dose del Pfizer, eccetera, quindi, o di AstraZeneca, quindi abbiamo dovuto per forza rallentare. Adesso sembra che stiano arrivando, però abbiamo perso 2 mesi in cui gli altri paesi si sono volati sopra, perché se l'Inghilterra sta aprendo, se Israele stanno andando in spiaggia, e in America vedete cosa sta succedendo, vuol dire che se il Marocco riesce a vaccinare, con tutto il rispetto per i marocchini, il Marocco riesce a vaccinare più dell'Italia, qualche problema c'è stato con l'Europa, appunto. Era forse meglio arrangiarsi da soli e io so che ci sono qualche aziende che dalle parti della Brianza, ma anche Latina, che producono per gli altri, forse era meglio, io non dico sequestrarle, però se fossi stato io commissario, tra l'altro è anche un generale degli Alpini, io sono un ufficiale degli Alpini in congedo, io avrei sequestrato le fabbriche qui, senza tanto pensarci. Noi invece siamo troppo gentili, per questo dico alla fine diamo la colpa agli italiani da Gergamore, invece poi questo governo sembra avere la fabbrica AstraZeneca dietro Roma e 30 milioni di dosi. Il giornalista un mese fa, vi ricordate, ha scoperto che c'erano le dosi di AstraZeneca là dietro, quindi insomma veramente una situazione paradossale. Senta, vice sindaco di Treviso, quindi Europa, ha detto Pane, è stato molto pungente, questa Europa non funziona, la Lega antieuropeista convinta, anche se poi magari qualcuno ha ironizzato che entrando nel governo Salvini fosse diventato automaticamente europeista, però ecco, specifichiamo questa cosa. Ma intanto devo dire, ogni tipo di governo, sia a livello nazionale che sovranazionale, è fatto comunque di persone. Io non so se sia l'Europa che non funziona o questa Europa che non funziona, propenderei più per la seconda. Io sono ancora convinto che l'Europa può essere una risorsa, ma deve essere un'Europa amministrata diversamente da questa, perché è evidente, come si diceva prima, che nell'elemento vaccinale c'è qualcosa che non ha funzionato, questo è fuori discussione, però sarei sempre tentato di attribuire più le responsabilità all'incapacità che non al sistema. Poi per carità si possono mettere in discussione anche i sistemi, però devo dire stiamo sempre un po' attenti alle generalizzazioni, no? Come si parlava di questo governo. Io le maggiori responsabilità francamente le attribuirei al governo precedente, non lo dico per mera speculazione politica, attenzione, ma lo dico perché questo governo, a mio modo di vedere, si sta muovendo, almeno nei suoi primi passi, meglio del governo precedente e la pandemia è stata quasi tutta gestita, fino ad oggi ovviamente, dal governo precedente, con qualche rigurgito anche in questo e ahimè, devo dire, quel rigurgito secondo me fa benissimo, ancora allora soffrire. senta, perché visto che siamo in chiusura, mettiamo un voto a questo governo, poi lo chiederemo anche agli altri ospiti. Purtroppo devo dire, regia, dobbiamo interrompere le telefonate perché
vedo che stanno arrivando numerose, sono finite le partite, quindi la gente adesso sta chiamando. De Checchi, mettiamo un voto a Draghi. Allora, per il momento io darei un 6 sulla fiducia, un 6 sulla fiducia. Sono abbastanza convinto che Draghi e alcuni dei ministri del governo abbiano la possibilità di crescere nella votazione, però chiaramente bisogna fare l'esame prima e quindi vedere all'esito dell'esame che voto dare. In questo momento il 6, mentre, lo ribadisco, io al precedente netta insufficienza. In questo momento è troppo presto per sbilanciarsi oltre, vedo che ci sono delle buone cose, alcune che convincono meno, quindi un 6 di stima sulla fiducia in questo momento lo possiamo dare. Come si dice a scuola, potrebbe fare di più e quindi si mette un voto un po' più alto per stimolare lo studio. Edoardo, mi aiuti un attimo a valutare Draghi, mettiamogli un voto. Sono d'accordo col vice sindaco, votiamo sulla fiducia perché ancora non si è visto. Per adesso è una continuazione del precedente sotto tanti aspetti. Bisogna vedere che cosa succederà. Non ti saresti aspettato un po' più di reazione magari? Forse sì, però allo stesso tempo immagino che non sia tanto facile. Cioè, uno si aspettava sicuramente qualcosa di più. Certamente lui conosce, come diceva prima papà, l'ambiente, conosce l'Europa, forse non conosce abbastanza gli italiani. Il problema è sempre quello. Ecco, allora Panno invece te che voto? Beh, io conoscendo i meccanismi anche governativi, poi considerando anche il fatto che comunque tanti ministri che erano nel passato governo, ricordo il vice sindaco, sono ancora lì. Io alcuni di quelli, diciamo, un bel 4 lo darei, però... tipo a Speranza, per dire un nome diciamo a caso. Che a Draghi e ai ministri della Lega io non posso che dar fiducia, dai un bel 7, dai, quindi sono un fiducioso. È chiaro che comunque ci sono stati dei cambiamenti rispetto al passato governo. Però se facciamo 7 e 4 agli altri, la media arriva ai 6 del vice sindaco. Un po' meno, 6 meno. Quindi, ecco, quindi no, ci sono dei cambiamenti in corso, li stiamo aspettando. Io penso che anche questo sia uno degli ultimi decreti che vedremo con grandi ristrettezze ancora. Quindi Draghi ha preso una macchina difficile, un momento molto difficile per la nostra nazione, tragico, centinaia di migliaia di morti e di persone ammalate, non dimentichiamoci che anno è stato. E quindi noi adesso siamo qui e chiacchieriamo, però essere nella stanza dei bottoni, io ho fatto il sindaco, ho fatto l'assessore, ho avuto incarichi, quando c'è da decidere sei da solo quando decidi. Bene, bene. Garzia? Io faccio come la mia insegnante del liceo e ti dico che mi riservo il voto e te lo dico la prossima volta. Quindi neanche non si sbilancia per dire, vabbè, voi siete all'opposizione, quindi chiaramente una valutazione critica, ecco, immagino. Sì, questo assolutamente. Se no che opposizione sarebbe? No, beh, a parte il fatto che mi sono preoccupato, Edoardo, quando c'è stato quel momento a gennaio della ressa, fra virgolette, ad appoggiare il governo, a un certo punto mi sono guardato anch'io e ho detto farò io l'opposizione nel mio piccolo, dal mio studio, per dire le cose che non vanno. Cioè, veramente c'è stato un momento che... La democrazia ha sempre bisogno di opposizione, in qualunque momento. E lì c'era una situazione in cui, io credo che il discorso che ha fatto subito Draghi, in cui ha spiegato, guardate, voi siete nel governo, ma la maggioranza non è un optional, è un dovere, e lì c'erano tutte le indicazioni per andare avanti. Speriamo che sia un dovere, questo non è che sia sicuro però. Ecco, perché fra l'altro spieghiamo, Edoardo, che c'è il semestre bianco, quindi magari a casa spieghiamo, cioè che a luglio comincia quella fase in cui il governo non può cadere perché deve essere rieletto il Presidente della Repubblica. Cioè il semestre bianco in cui non c'è il potere praticamente del Presidente della Repubblica e allora non c'è lo scioglimento delle Camere, non ha i pieni poteri per sciogliere le Camere, per cui si arriverà a metà dell'anno 21 col governo comunque quello che c'è in carica. E noi speriamo, come diceva prima, che alla metà dell'anno 21 siamo tornati pienamente nella normalità e non stiamo lì a discutere se ci chiudono a mezzogiorno, alle 2 o alle 10 di sera, ma che tutti quanti possiamo riprendere la nostra normalità, pur con tutti i problemi che ci saranno, perché poi qui è facile, noi stiamo discutendo, come diceva prima papà,
pensiamo ai morti. E quando torneremo alla normalità ci saranno i disoccupati, tutti quelli che giustamente si lamenteranno e avranno ragione di lamentarsi, e sarà ancora più difficile. Io credo che chi verrà dopo avrà delle difficoltà ancora maggiori di chi ha dovuto gestire un periodo tragico, ma nel quale tutto sommato era difficile dire cosa fare. Dopo bisognerà invece per forza avere cosa le idee fare. chiare. Ecco allora perché sarà importante avere i soldi anziché non averli. Magari si spendono male, ma si spendono. Il problema dell'Italia di questo momento è che gli aiuti bisogna darli quando corrono, non quando uno è morto. Benissimo, grazie. Allora saluto Eleonora Garzia, portavoce Circolo Cittadino e social media manager Fratelli d'Italia Vicenza, Giuseppe Pan, consigliere regionale del Veneto, capogruppo Lega da Cittadella, Edoardo Pittalis, nostro opinionista, ex condirettore del Gazzettino, autore di più di 10 libri, insomma, quindi persona diciamo, di riferimento nel panorama giornalistico del Nord-Est. Abbiamo avuto Giampaolo Botacino, assessore regionale Veneto Ambiente, Clima e Protezione Civile da Belluno, e Andrea De Checchi, il vice sindaco e assessore alle attività produttive, mobilità e sport Treviso. Pan lo saluta, saluta De Checchi. Il nostro cuore. Benissimo, grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti, grazie ai nostri telespettatori a casa, chi avrebbe voluto chiamare ma ha visto ci sono state le partite, quindi vi perdoniamo tutti di non essere intervenuti. Noi ci vediamo alla prossima volta. Grazie ancora. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica